Il tratto saliente della sesta giornata del campionato di promozione è il pareggio interno della Nuorese contro l'Ilva Maddalena, un 2-2 maturato grazie alla doppietta di Falchi e alla risposta degli isolani con Malorgio e Milo. La Nuorese non è riuscita a difendere il doppio vantaggio facendosi rimontare 2 gol in avvio del secondo tempo. Una vittoria buttata visto che nel primo tempo si era vista solo una squadra in campo con i verdi-azzurri che hanno centrato anche 2 legni, ma la formazione diretta da Sandro Acciaro non ha mollato e ci ha creduto fino alla fine portando a casa un punto fondamentale in chiave salvezza. La battuta d'arresto alla Nuorese ha consentito al Valledoria di recuperare 2 punti, portando le lunghezze in ritardo a quota 11. I sassaresi hanno vinto nettamente col punteggio di 3-0 sul campo del Porto Rotondo. Di Carlini, Valenti e Tenerelli il gol del Valledoria che continua a credere di poter agganciare la Nuorese, o quantomeno intende difendere la seconda piazza dagli assalti dell'Ardara, che però si è fatto imbrigliare sull'1-1 da un'orgogliosa Corrasio Liena. I rossoblù non vogliono arrendersi e stanno onorando il torneo. I padroni di casa sono andati in vantaggio col solito Ninaldedu, mentre gli olianesi hanno pareggiato nel finale grazie a un'autorete di Satta. Il terzetto di squadra, che occupava la terza posizione, si è frantumato a causa delle sconfitte subite da Dorgalese e Codrongianos. La formazione di Franco De Solis ha perso in casa con il risultato di 2-1 contro il Posada. La squadra di Riccardo Sanna si è portata in vantaggio grazie ai gol di Manca e Truzzo, mentre per la Dorgalese ha accorciato le distanze a Marungiu. Torna alla vittoria l'Usinese che ha rifilato un 2-1 alla Basanta. Gli oristanesi sono portati in vantaggio con Puddu, mentre i sassaresi hanno risposto con Tedde e Merella. Prosegue la scalata in classifica del Ghilarza che grazie alla vittoria sul Codrongianos ha raggiunto a quota 29 l'Usinese. Per la squadra allenata da Nino Cucu sono andati a segno Ferraro e Stocchino, autori di una doppietta. Il maltempo ha determinato il rinvio delle gare tra Tonara e Lauras e Fonni Bittese. Nel prossimo turno il campionato servirà un turno di riposo. Si torna in campo il 17 febbraio. In quell'occasione la Nuorese sarà di scena a Codrongianos.